Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati a tutti. Oggi sono qui per un nuovo haul. Allora, quindi che oggi sarà, allora ci sono un po' di prodotti stabili, un po' bicche, un po' Pattex, credo che si chiami, un po' della Faber-Castell, un po' della Stabilo, un po' del Brit, poi un po' della Bic, un po' della Uhu. Allora, cominciamo con questa mega haul. Allora, cominciamo con queste penne colorate della Faber-Castell. Sono 10 colori, sono brillanti e vanno bene, sono molto scriventi, cioè scrivono molto. Poi c'è una pallina dentro e ci sono molti colori. Da Faber-Castell sono 10 colori dentro, c'è l'arancione, il fucsia, il rosso, verde chiaro, verde scuro, azzurro, blu, viola, marrone e nero. Poi della Uhu Correction Roller, che praticamente sono 3 bianchetti a nastro e sono verde, azzurro, blu e arancione. Poi della Vic ci sono degli evidenziatori che peccato che sono già aperti, perché ce n'era anche una rosa, perché ci sono giallo, arancione, blu astro, azzurro e verde, c'è anche rosa. Cioè questo qui vabbè non è nuovo, ma l'avevo già. Poi della Brit ci sono queste 2 colle colorate, una è gialla e una blu, come potete vedere, una blu e una gialla, che quando le mettete su carta, quando si asciugano non diventano trasparenti, quindi sono molto belle. Ci sono questi della Stabilo che sono Point 88, cioè il punto 88, che è molto carino perché è fatto a tratto penne, questo quello dove vi contengono dentro, dove vengono a caso, e sono qui questi, e sono con la punta piccola, vedete? Sono molto carini. Poi c'è questo pennarello della Stabilo che è Trio Scribby, Trio Scribby, ma non so, cioè Trio significa 3 forse, ma non, però non c'erano 3, li vendevano sfusi. Questo qui e ha la punta molto grossa e scrive molto bene. Poi ci sono questi che sono fluo, che sono infatti scritto neon della Stabilo, della Stabilo, che sono rosa, arancione, no, è un rosa, fucsia, salmone, arancione e giallo fluo, verde e azzurro. Questi qui. Questo qui. Ho preso questa scatola della United Office, non so che marca sia, della United Office che secondo me
marca Lidl, e ci sono allora 4 pen che sono tutti tratto pen, ci sono 1 e 2, cioè 4 tratto pen neri, questi qui sono verdi, c'è 2 tratto pen verdi, 4 blu e 2 rossi, che c'è scritto per 12. Poi pennelli a tratto fine, io ho messo l'italiano perché io sono italiana ed è qua. Bene, andiamo avanti. Poi ci sono questi pennelli che ho preso queste penne che ho preso al mercato, ma non so proprio di che marca siano, e sono rosa, che sono tutte neon, sono rosa, arancione, giallo, verde, azzurro e viola. Ah sì, sono della marca First, cioè il primo, anche questi First. Poi ci sono altre penne che ci sono tutte bianche, solo che cambia qua il colore, vedete, viola, poi c'è il blu, verde, giallo, arancione e rosa. Ci sono questi 3 post-it della Bic che sono a forma di cuore, freccia e fiore, tutto dentellato, che sono post-it come potete vedere qua, che c'è scritto 6 ottobre 2013, c'è ragazzi. Allora, poi ho comprato una matita 3H, vedete 3H, perché mi serve per tecnica. Poi una matita HB2 che mi serve per arte, poi una biro che si chiama Pilot e non lo so, l'ho presa così. Poi c'è questa colla, no, questa non è nuova, scusate. E niente, è tutto qui. Allora, al prossimo video, ciao. Iscrivetevi, lasciate un commento e date un mi piace, ciao.